noi eravamo una famiglia di pastori, siamo nati in un paesolo, in faccia, e mio fratello era più maior che me, 3 anni in più. Ne abbiamo mica 2 cittadini sul paesolo, allora facciamo come dopo lì, giocavamo tra noi. Dopo andavamo a scuola, ma d'inverno stavamo in a Mammona, e stava qui in paese. Io dopo a 12 anni sono partito 3 anni a Napoli a scuola perché qui non si faceva nulla. Dopo quando sono venuto mi continuato come fratello, aiutavamo c'era babbo e mio zio che partivano i bestie. Quando uscivamo in onda, a mano non ci mettiamo mica in vettura, mettiamo in basto un muro, partiamo con un muro. E mio fratello tagliamo il veno per i vacca e per un muro a mezzo. Lo tagliamo di valsa e dopo facciamo i piri, un mezzo del proprietario e un mezzo nostro. Allora uno a mezzogiorno non codava mica, piantava a fare dei ceragli mannone e uno codava a facere con mamma a fare ogni giorno da montagna per Mugna la sera. Era veramente dura e dopo mio fratello ha preso un'altra strada, ha fatto bene. Ce n'era mica aiuto tanto, c'era nulla, se mugnivo latte si mangiava questo. Io gioco regretto e il cambiamento a gente sono cambiato in una maniera, prima ci aiutavamo, si riscorria, ora piantare, passano in vettura, facciano così. La mentalità non capisco mica che è cambiata così. E più che mi sciocca la mentalità di gente. Allora, prima scontravamo un cacciarolo in campagna, ad esempio in campagna noi. Discorrevamo, allora come scontrato un cacciarolo genete. Io non vado più dopo. Mi portano via all'orto e mi resto non vado più dopo. Per le comodità, beh, mi vedi che la mentalità è a me che mi sciocca. No, per le comodità, ciò quanto riconosce. Noi non abbiamo mica qua in casa, nel paese qua. Mica lume, con chi c'è. I runi andavano a lavare i pozzi d'inverno, allora mettono un bottone della macchina, cambia quantunque. Ci dedichi più rispetto perché a ciò che si vede, ciò che non è mica rispetto. C'è una manifestazione, sciappano, per chi sciappano? Per chi? Che si calmano un poco, ma è difficile. Sarebbe come il consiglio che danno a stare attento.